Ed è così che il Teatro Comunale di Vicenza si è trasformato per qualche ora in un vero e proprio stadio. Erano quasi 400 le persone presenti per l'assemblea pubblica voluta dall'amministrazione comunale per cercare di chiarire i dubbi e dare risposte al percorso TAV nel progetto definitivo a cura di RFI IRCAV 2, e le proteste non sono di certo mancate. Io mi sento da questo progetto violentata e devo dire che non è il problema del treno, perché noi ci accusano no il Dalmolin, no TAV, siete quelli del no. Non è vero, perché noi diciamo no alle stupidaggini, noi diciamo no alle scelleratezze che possono compiere nel nostro territorio. Vergognatevi, vergognatevi. È stata fatta sulla testa della gente, sulla testa. Mi fa male il cuore, cioè, mi fa veramente male, perché io posso anche dire, e poi un cantiere che dura 9 anni, dicono 9 anni, ma se per mettere giù una tubatura del gas, già nella mia via è da marzo che sono lì per le tubature del gas o fibre ottiche, quindi parliamo di 9 anni un'opera così. Noi chiediamo che venga valutata l'opzione a demolizione zero, cioè applicare la tecnologia per la zona di Vicenza e evitare abbattimenti, devastazione, costruzione di strade inutili che andrebbero solo a portare altro smog e altro traffico in questa città già inquinata e già molto trafficata, e vogliamo semplicemente che siano ridotti gli impatti il più possibile su tutta quanta la linea e tutta quanta la progettazione.